Sottorete oggi ci porta a conoscere le giovani promesse della racchetta, pronte a sfidarsi tra i campi di Rovigo e Vicenza per la conquista delle finali nazionali a squadre. Sono stati proprio i campi in terra del Tennis Club Rovigo ad ospitare le fasi di macroarea dell'Under 12 femminile, 2 gironi da 4 squadre ciascuno per decretare 2 finaliste, e a sfidarsi per l'accesso alla fase nazionale sono state il TC Rung e il TC Cerea, che nulla però ha potuto contro la corazzata altoatesina vincitrice del raggruppamento in terra veneta. Siamo con Andrea Rossi. Manifestazioni come queste sono sicuramente importanti, e lavorando con i giovani che si ottengono poi i campioni di domani. Certo, è proprio lavorando con i giovani che riusciamo a ottenere dei campioni un domani, ma soprattutto è importante le emozioni che trasmettono questi bambini, che sono veramente non paragonabili a quando vediamo gli adulti giocare. Come si lavora con i giovani? Insomma, è importante insegnare loro a giocare a tennis, ma soprattutto a scendere in campo, ad affrontare un avversario, cioè è una questione che va oltre il risultato sportivo. Allora, come istruttore noi puntiamo molto che il bambino si diverta, perché è fondamentale che si diverta. Con i bambini poi ci vuole fondamentalmente molta pazienza. In questo caso abbiamo un Under 12 femminile, si gioca in squadra, magari uno pensa al tennis sempre come uno sport individuale, questo è un modo diverso di vedere questa disciplina sportiva. Sì, i campionati a squadre richiamano un po' la Davis e quindi c'è uno spirito di squadra importante, i bambini rimangono qua, stanno insieme tra di loro, dormono assieme, giocano assieme, si allenano assieme, secondo me creano un contesto che è un'esperienza di vita. Appuntamenti come la macroarea sono occasioni di confronto molto importanti per le giovani racchette, ma sono anche l'opportunità di vedere in azione le nuove promesse del tennis nazionale. In competizioni come quella ospitata a Rovigo, infatti, si comincia già a vedere un gioco di buon livello. È possibile già a 12 anni capire se una tennista avrà o meno una carriera? Diciamo che adesso qua in ambito di questo macro area qua ne vediamo tantissime giocatrici under 12, si vede un buon livello tennistico e si può dire ben se qualcuno ha le capacità di fare, però non bisogna sopravvalutare il risultato, cioè bisogna cercare di giocare a tennis perché hanno degli anni sono ancora tanti anni davanti prima che possano rendere nel tennis, perché anche l'età si è spostata molto più in là, quindi anni fa si diceva 12-14 anni, non conta più, cioè va tutto oltre il 16, 18, anche 20, che è quando cominciano ad avere la massima prestazione, diciamo, quindi tutto questo costruisce il giocatore. Quindi rispetto ad una volta diciamo che si può anche iniziare a giocare a tennis un po' più tardi? No, quello no, anzi iniziano anche prima ancora, solo che quello che secondo me è molto importante è di non dare troppa importanza al risultato, ma più prendere obiettivi di gioco, come si è visto anche qua negli ultimi giorni. Per me è importante anche che il doppio lo giocano a rete, che non stanno 2 a fondo per portare a casa un punto, cioè devono essere obiettivi un po' più diversi a quest'età qua. Si lavora dunque più sull'acquisizione di tutti quelli che sono gli elementi tecnici di base che poi gli permetteranno di diventare ottimi giocatori un domani. Giustissimo, no? Se la base è larga, ovviamente dopo la piramide si stringe sempre di più e anche il gioco del giocatore diventerà un po' più, uno diventerà un giocatore più da fondo, uno più a rete, però negli anni piccoli devono cercare di imparare un po' tutto. E questo dunque è l'impresa dei maestri, è quella di dare loro tutte queste basi, magari insomma, come dice lei, qualcuno propende magari per il successo immediato. Giusto, infatti bisogna trovare una via di mezzo tra il risultato, perché fa parte della motivazione vincere qualche partita, e anche per le ragazze qua vincere qualcosa è importante perché li dà la motivazione per continuare, perché lo sport dopo è veramente, bisogna darci dentro per arrivare in cima,
e quindi bisogna trovare una via di mezzo, cioè con un buon gioco fare anche qualche risultato. Tra quanti non hanno voluto mancare l'occasione di vedere all'opera i nuovi talenti veneti e non solo, anche il presidente regionale della FIT, Mariano Scotton. In questo caso parliamo di tennis giovanile, ma il movimento tennistico nel Veneto, non solo fra i giovani, sta continuamente crescendo. Sì, abbiamo una continua crescita, direi, come dice il nostro presidente Binaghi, direi tumultuosa. In questo momento stiamo crescendo anche quest'anno del 10%, questo merito ovviamente delle linee federali centrali, ma anche dei collaboratori che io ho in comitato regionale, estremamente energici, estremamente fattivi e veramente delle persone che danno il massimo per poter far crescere questa regione. Possiamo dire che il Veneto sta diventando una delle regioni guida, una delle regioni da imitare proprio per continuare questa crescita del tennis italiano. Sì, lo sta dicendo lei, e ogni tanto ci dicono che abbiamo delle iniziative estremamente originali che ovviamente servono molto per far crescere ulteriormente il Veneto dal punto di vista agonistico, dal punto di vista anche così amatoriale, perché secondo noi il tennis è uno sport che va dai 5 agli 80 anni, quindi bisogna seguire tutti i settori in maniera molto attenta. E da Rovigo ci spostiamo adesso al tennis comunale Vicenza, che ospita la macro area dell'Under 16 maschile. Come a Rovigo, anche a Vicenza i bolzanini del TC Rung sono riusciti a raggiungere la finale del raggruppamento di macro area, ma questa volta a staccare il lasciapassare per la fase nazionale del campionato a squadre riservato all'Under 16 maschile sono state le racchette dell'Ata Battisti. In finale sono riusciti ad imporsi per 2-1 sugli altoatesini, regalando dell'ottimo tennis agli spettatori accorsi sugli impianti del TC Comunali Vicenza. Enrico Zen, presidente del tennis comunali Vicenza, un circolo che ospita un centro federale. Avere dei giovani che giocano quindi in questo torneo, ne vedete molti, ma insomma è sicuramente un piacere. Certo, avere la fase di macro area Under 16 disputata su questo circolo crea sempre prestigio e si vedono i giovani talenti che sono alle porte del professionismo per coloro che vorranno andare avanti. Si vedono i giovani talenti, c'è qualcuno che insomma comincia a giocare come si deve. Certo, a 16 anni, l'anno prossimo 17, chi vuole intraprendere la carriera del professionismo deve pensare di fare tennis 7 giorni a settimana. L'idea di dare vita alle macro aree si è rivelata una scelta vincente. Se un tempo infatti dopo la prima fase i ragazzi affrontavano subito le finali nazionali, oggi la federazione dà loro un'opportunità in più per mettersi alla prova, testare le proprie potenzialità e affrontare un numero sempre maggiore di avversari. Sono 8 squadre che arrivano dalle varie fasi regionali delle 4 regioni di macro area che sono Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli ed Emilia Romagna, e le 8 squadre che arrivano qua si dividono in 2 gironi da 4 squadre, 2 gironi all'italiana, e le prime 2 di girone, domani che è l'ultimo giorno, giocheranno la finalissima e solo la prima passerà alla fase nazionale. Il modo migliore dunque per crescere in vista di una possibile carriera nel mondo del professionismo. Un'occasione dunque per i ragazzi rispetto a qualche anno fa per giocare di più, confrontarsi il più possibile con i loro coetanei. Sicuramente, è un'occasione in più che si crea rispetto a una volta che c'era un'unica fase nazionale e c'era un'unica partita per accedere, mentre qua adesso hanno confronto con più circoli e più realtà. Sede scelta in questo 2015 come terreno di gioco per le sfide dell'Under 16 maschile i campi del Comunali Vicenza, impianto di tutto rispetto, visto che al suo interno ospita da tempo anche un apprezzato centro federale. Il tennis comunale Vicenza, come dicevamo, ospita un centro federale, ovviamente per farlo ha dovuto anche adeguare le proprie strutture.
sicuramente ha dovuto subire una metamorfosi con la creazione di 4 campi in superficie sintetica, perché i ragazzi del Centro Tecnico Federale devono allenarsi su questa superficie, perché il futuro del tennis sarà giocare su questi tipi di campi. Ha dovuto creare una palestra, perché ormai i tennisti, prima di essere tennisti, devono essere atleti, di conseguenza si devono curare in palestra, e tutte le strutture sono state rimodernate. Questo ne ha usufruito sia il Centro Tecnico Federale sia tutti quanti i soci che usufruiscono della struttura. Tornando al torneo Under 16, per la cronaca va segnalato che l'Ata Battisti, vincitrice a Vicenza, ha sfiorato anche la conquista dello scudetto. I trentini infatti alle fasi nazionali si sono arresi solo in finale al TC Prato, campione italiano 2015 di categoria. Per il Veneto invece la soddisfazione di aver ospitato più che degnamente 2 importanti raggruppamenti di macroarea. Presidente Mariano Scotton, il Veneto in questo caso ospita 2 appuntamenti di macroarea, Under 12 femminile, Under 16 maschile, un'occasione per vedere importanti talenti ma anche per mettere in luce le capacità organizzative dei circoli regionali. Sì, abbiamo queste 2 grosse manifestazioni dove vediamo i ragazzi più interessanti della macroarea, sono tutte partite, incontri molto combattuti, molto sentiti. È chiaro che io devo ringraziare questi 2 circoli che hanno messo a disposizione i loro impianti, ma soprattutto hanno messo in evidenza una grande capacità organizzativa da parte del circolo, ma poi anche i settori giudici e arbitri, con gli arbitri di sede eccetera, sono stati veramente encomiabili, quindi a loro va il nostro ringraziamento.